occorre andare ai proverbi africani, no? Che di solito chi corre da solo apparentemente corre più veloce, ma quando si vuole andare veramente lontano bisogna fare le staffette e correre insieme. Ecco, noi abbiamo intenzione di andare molto lontano a Rovigo. Abbiamo intenzione di creare un'amministrazione comunale che sia qui per restare e per far sì che Rovigo sia orgogliosa della sua amministrazione. Come noi, io personalmente sono orgogliosa, e sono venuta qui per dirvelo, dei candidati di Forza Italia. Ovviamente non mi permetto di parlare di tutti i candidati, la mia ammirazione e il mio ringraziamento a tutti i candidati di centrodestra, ma devo dire sono orgogliosa dei candidati di Forza Italia. È vero, ci sono sempre stati anche i momenti in cui Forza Italia ha vissuto maggiori difficoltà, voi lo sapete, adesso siamo insieme, abbiamo superato un momento drammatico, abbiamo il nostro Presidente che diciamo, ha lasciato tutti noi siamo gli eredi di Silvio Berlusconi, tutti noi ci crediamo, ci abbiamo creduto fortissimamente, abbiamo creato le condizioni perché le nostre radici siano nel nostro futuro, ma essere candidati in una competizione comunale che per quanto mi riguarda è la più importante di tutte, senza nulla togliere alle elezioni politiche, però in comune, tu lo sai Flavio, lo sapete tu lavori in comune, tutti abbiamo lavorato in un'amministrazione comunale, è quella che deve dare subito, qui, ora, immediatamente